per lasciare, come dire, le braccia di questa grande mamma che era il Partito Comunista, che era dolorosissimo, era difficile. Ci sembrava di avere, come dire, un vento in poppa. Nico giustamente diceva alla fine, noi 8, 3 architetti, un Netturbino, uno dei meglio secondo me, un sindacalista e poi però, come dire, un esito. Però tenete conto che l'esito è stato questo, ma i mesi precedenti, fino all'ultimo, io ricordo una riunione a casa mia il giorno prima, c'erano le persone che, non solo Cesco Chinello, ma c'era Basaglia, c'era Giuliano Scabbia, c'era Gigi Nono, e con loro si era creata un'amicizia, ma era un'amicizia anche che scambiava posizioni politiche molto radicali. Probabilmente le braccia della mamma erano così forti che non hanno, come dire, corso il rischio di fare questo grande salto. Finisco soltanto dicendo, poi c'è tutta la storia della storia di cosa avviene nella prima fase del Partito Comunista. E Nico Luciani l'ha tratteggiata perché ha avuto a casa sua una delle 7 sedi, come dire, tra cucina e soggiorno c'era una sede del PDU. Camera da letto. In quell'occasione si sono fatti i numeri 0. Il sottoscritto per un anno si alzava alle 2 di mattina perché andava a prendere con una 600 di giornali che arrivavano alla stazione di Mestre, che arrivavano all'aeroporto e li portava alla stazione di Mestre per fare la distribuzione del nord, perché così funzionava. E quindi un impegno anche molto bello. Che però, ecco, e finisco con questo, per quanto mi riguarda, ovviamente io posso testimoniare soltanto con le mie vicende, che sono delle piccole cose, le do come contributo. Quando poi lentamente di fronte a questo rapporto di scala è insufficiente per costruire un partito, perché le forze non c'erano, tu potevi con la volontà fare delle cose enormi, perché andavi di qua, portavi, facevi, poi quelli erano i numeri insufficienti. Come via forse di scampo, e perché c'erano 2 storie diverse ma in qualche maniera antagonista e resistente, si tenta l'unificazione con il PSUP, si costruisce un partito nuovo, si costruisce il TUP, che è una cosa diversa. Io non ho avuto un rapporto molto stretto con Fo, era un uomo straordinario, non c'è dubbio, ma era un partito molto sindacale. Non casualmente c'era Lettieri e c'erano anche dei grandi, dei importanti sindacalisti, però era un'altra storia, e io personalmente a quella storia ho molto poco partecipato. Ho fatto alla fine, come credo Nico ha fatto, il consigliere comunale di DB in Consiglio Comunale a Venezia, dandosi il cambio a metà con Gigi Bello. Mi sono dimenticato che c'era stata anche l'unificazione tra Avanguardia Operaia e il DUP e il manifesto. Tenete conto che Avanguardia Operaia in quel periodo, Gigi Bello, la persona più mite, molti di noi l'hanno conosciuto, più ironica e più mite dal punto di vista umano, mi ha confessato che per un certo periodo andavano in una isola a fare delle prove con delle armi quando era Avanguardia Operaia. Però da questo punto di vista il manifesto è stato più forte e li ha recuperati totalmente all'interno. Quando è finita questa storia, io sono stato anch'io in DP, come si fa? Democrazia proletaria. Sì, DP, Democrazia Proletaria, come dire, tra virgolette, come dirigente del provinciale, una cosa tragica perché era la caricatura di un partito, come erano questi ultimi partiti leninisti eccetera, e tutto finisce, io faccio un anno di digiuno di politica totale e poi partecipo a un'altra storia che la racconteremo se sarà mai necessario, che è la Fondazione dei Verdi, a cui ho partecipato, e che anche lì dall'inizio comincia una spaccatura tra i Verdi Arcobaleno e tra i Verdi Colombo. Bene, grazie. Allora, adesso chiederei a Luciana se vuole intervenire. Non ci sono altri. E poi magari aprirei il dibattito a eventuali altri
vedo magari così conto dei tempi. Ma io credo che tutte le cose, mi piace molto che sia fatto una cosa che ha concentrato l'attenzione su questa storia che ha avuto versioni anche molto diverse da posto a posto su Venezia, perché è vero che Venezia ha avuto un ruolo particolare e proprio per via di Cesco Chinello, perché è una storia che qui, la storia del manifesto, nasce e continua ad essere intrecciata con la sinistra forte che rimane all'interno del Partito Comunista, che non è stato un caso anomalo, perché Cesco era un ingraiano e la storia del manifesto comincia come corrente ingraiana all'interno del Partito Comunista e dura per ben 10 anni prima che si arrivi alla conclusione, alla rottura. Diciamo che, come sappiamo, Ingrao non fece mai, ma che poi si ricompose, perché quando poi ci ritroviamo nel 89 sul momento con la proposta di Occhetto di sciogliere il Partito Comunista, chi è che fa la mozione numero 2? Quelli che venivano da PDUP, cioè Ingrao, Natta, Tortorella, insomma, si ricompone esattamente quella cosa e addirittura abbiamo appena ripubblicati, quindi penso che valga la pena un testo da leggere. Quando si svolge l'ultima assemblea prima del congresso di scioglimento, c'è una riunione di tutta la mozione numero 2, che tutti quelli unificati, tutti quelli che sono contro, che si svolge ad Arco di Trento e curiosamente la relazione, tenete conto che c'era anche Cossutta, c'era Ingrao, c'era tutto, viene affidata a Lucio Magri che fa la relazione e poi finisce, ahimè, ed eravamo forti, avevamo 32-33% del partito, che non era niente, che avrebbe potuto contare se si decideva che si stava tutti quanti nel PD, si chiamò PD al quel momento, PDS, e quindi potevamo pesare come minoranza importante, oppure che si usciva tutti e si faceva una rifondazione comunista meno segnata, almeno in tutta la fase iniziale, da una presenza cossuttiana fortissima. Non si fece per i due famosi no, comunque pronunciati da Ingrao e da Cossutta. Ingrao disse: comunque io resto nel Partito Comunista, nel PDS, perché resto nel Gorgo, dopo un anno si accorge che il Gorgo non c'è, quindi esce pure lui, e con Cossutta che dice: io comunque me ne vado. E nasce una rifondazione comunista nella quale noi non entriamo, il gruppo dirigente del DUP non entra, resta con Ingrao, quindi questo incrocio con l'ingraismo è stato una costante e Venezia lo ha esemplificato bene con il ruolo, la figura avuta da Cesco, che ha continuato a essere dentro e fuori l'una e l'altra cosa. E la ricostruzione di Venezia credo che sia molto importante, con delle altre caratteristiche che vorrei segnare. Beh, qui è stato ricordato adesso da Castrovetto il ruolo della facoltà di architettura, perché il ruolo della facoltà di architettura di Venezia, urbanistica, eccetera, anche per via curiosa del ruolo che avevano avuto gli architetti nella federazione giovanile comunista, eccetera, è stato sempre importante, siccome l'FGC è stata per un bel pezzo, io ho diretto per anni e anni il settimanale della federazione giovanile comunista, di polemica da sinistra verso il partito, e gli architetti erano sempre parte di questa sinistra e quindi è continuato un ruolo degli architetti, anche diciamolo perché la tematica della facoltà era una tematica molto politica e che continua, anzi adesso direi che è ancora più tornata la tematica politica per via del ripensare al modo di essere delle città e così via, ed è un'altra caratteristica in questo senso. La questione è molto bello, questo documento qua sarebbe proprio da riprodurre perché è un documento fantastico, nel senso che coglie così bene il travaglio che c'è nel momento in cui per chi rompe invece col PC, che non fu una cosa facile, cioè posizioni anche analoghe all'interno del partito, ma la diversità diventa chi rompe e chi non rompe, tutte cose. Questo lo documenta questo testo firmato da Grandiera, è molto significativo.
volevo portare alcune come dire, correzioni a quello che è stato detto fino adesso. La questione del DUP. La questione del DUP nasce perché si va a quelle malaugurate elezioni del 1972 dove ci si va, badate, io la ricordo assai bene, fu un'assemblea che decise, drammatica, che si fece all'Università di Roma, in cui la cosa, l'elemento fondamentale, perché del gruppo diciamo dirigente la posizione era Luigi Pittore era per andare alle elezioni, Rossana e Lucio per non andarci. La base venne e disse bisogna andarci, e io mi ricordo ancora una cosa anche curiosa, che di fronte a questa questione qui, vabbè, ci furono tutte le cose, eccetera. No, la cosa curiosa riguarda le elezioni del 76, perché anche quello diventa un'altra cosa curiosa. Va bene, si va a una sconfitta di tutti, anche a Roma, perché anche lì bisognava prendere il quorum da un posto per poter essere, e non lo pigliamo neanche a Roma. Tant'è vero che mi ricordo c'è un'ultima nottata in attesa del quorum di Napoli, che eravamo sicuri che ci sarebbe stato, e invece poi perché non arriva neanche il candidato. Dopodiché insomma, la vita diventa difficile perché in quel momento non è soltanto che non entriamo in Parlamento, è che nessuno ci parla più. Ecco, e cioè non è poi possibile fare nulla, perché se c'eravamo noi, il Partito Comunista rifiutava la partecipazione. E in parte lo stesso avvenne con il PSUP, perché poi il PSUP entrò tutto nel PC, salvo il DUP per l'appunto, che era la minoranza di Vittorio Foa, che rimane fuori. E la proposta di collaborare diventa un pochino il risultato di questa, diciamo, esclusione. Per noi molto importante, perché per il DUP significava, come per il manifesto significava, come dire, essere riammessi nella società civile in qualche modo. Era più difficile dire no a Foa che non dire no a noi, naturalmente. Quando si fa il congresso e si propone la unificazione è un disastro, perché la nostra media di età dei delegati del manifesto del congresso del 73 che si fa a Roma è talmente bassa, nonostante la presenza di noi che venivamo dal PC, che eravamo già 20 anni più vecchi, che ci vergognammo, e per paura di non poter essere presi sufficientemente sul serio imbrogliammo e demmo alla stampa una media di età più alta di quella che in realtà ci avevamo, perché no? Quelli del PSUP invece erano tutti vecchi, erano tutti funzionari del sindacato, delle cooperative, di tutte quante l'establishment, diciamo, della sinistra, e quindi figurati, i nostri ragazzi li guardavano con odio, tant'è vero che le difficoltà furono discussioni senza fine, e poi noi, proprio partendo dalla base, ci fu la richiesta, ma questi sono socialisti, e allora non vorremmo che fossimo presi pure noi per socialisti, e allora il DUP non si può chiamare perché la proposta del il partito si chiama DUP, il giornale si continua a chiamare Manifesto, è una proposta logica, però il sospetto che potessimo essere presi per socialisti fu tale che noi chiedemmo che si aggiungesse alla parola DUP, Partito d'Unità Proletaria per il Comunismo. Su questo ci fu uno scontro terribile che si sciolse a Bellaria all'ultimo seminario facendo una partita di calcio fra quelli che prendevano il manifesto e quelli che prendevano DUP. La questione dell'età giocò un ruolo fondamentale, stracciammo tutta la squadra del PSUP in poco tempo, ed è per questa ragione, per questa vittoria, che alla fine si taglia un conto e si chiama DUP per il comunismo. La storia dei rapporti con il PSUP è stata tempestosa, perché c'era proprio una difficoltà culturale, vedi, la cultura gioca un ruolo enorme, c'è la cultura politica, non ci ritrovavamo. Quando si fa il congresso di Bologna, che è quello che ratifica, come dire, l'unificazione, ed era un bel congresso perché c'era molta gente, una presenza organizzata ormai nel paese, eccetera, eccetera. Rossana fa la relazione, mi ricordo, eravamo già divisi in correnti comunque, no? Quelli che venivano dal DUC avevano un loro documento, quelli che venivano dal manifesto ne avevano uno loro, erano due documenti diversi, quello di maggioranza era quello
E allora la relazione la fa Rossana, mi ricordo le conclusioni invece le fece Lucio, e si va, vince la nostra maggioranza e subito viene fuori la questione delle elezioni che stanno arrivando, perché nel 76 si sa già salvi, nel 75, che ci saranno le elezioni anticipate. Che facciamo delle elezioni? Si fa un comitato centrale del partito, del DUP, del nuovo DUP, e si vota a maggioranza che noi vogliamo presentarci da soli e non con Conta Continua, Avanguardia Operaia e quant'altro. Sulla base di una considerazione, perché quello è il momento in cui cominciava ad esserci una. Noi avevamo fatto le elezioni regionali, le prime regionali nel 75, da soli come DUP, erano andate molto bene, perché già il Partito Comunista era un compromesso storico, eccetera, quindi c'erano stati un'adesione importante. E invece, come dire, siccome la nostra idea era sempre che il problema era di recuperare la base del Partito Comunista, che il problema era quella di fare una, come dire, tant'è vero che la nostra parola d'ordine che ci ridevano in faccia, diciamo, l'obiettivo del nostro partito è di sciogliersi, perché l'idea era sempre che si sarebbe rifatto il Partito Comunista, perché lì c'era la forza storica per poterlo fare. E quindi dicevamo sempre l'obiettivo è quello di sciogliersi. Mi ricordo quelli di Lotta Continua e ci dicevano: ma che siete scemi? Potete dire che siete un partito il cui obiettivo è quello di sciogliersi. In realtà quello sciogliersi c'era dentro l'idea di poter ancora fare una cosa in questo modo. Cosa succede? Che il Comitato Centrale finisce con la decisione che ci presentiamo da soli e non con una lista, con Lotta Continua e con tutti quanti, che a quel momento era diventata una posizione molto estremizzata nel 75, non era più 68, era un'altra cosa, e che quindi quello ci avrebbe tagliato fuori completamente da un rapporto possibile con la base del Partito Comunista. Cosa succede? Che nel corso della notte, io non so se lo sapete questo episodio, ma nel corso della notte Vittorio Foa e gli altri vanno agli organi previsti per il deposito delle liste e depositano la lista di Democrazia Proletaria di nascosto la notte. La mattina dopo noi ci svegliamo e ci troviamo che una lista di Democrazia Proletaria è stata già consegnata. A quel punto il manifesto si ritrova corrente e si fa una riunione convocata d'urgenza di notte alla Piazza del Grillo, sede storica del manifesto. E la cosa, vi racconto un episodio per ridere, ma insomma, era la notte del terremoto del Friuli. Allora siamo lì, Rossana per caso era a sedere vicino a me, stava la stanza affollata, tutti erano venuti da tutte le parti, eccetera, e c'era il telefono, risponde al telefono e vedo che risponde: beh sì, certo è un vero terremoto, sì, e continua ad andare avanti. Quell'altro dice: no, c'è un terremoto vero, quello del Friuli. Rossana si riferiva al terremoto politico, e vanno avanti per 10 minuti senza capirci, come il povero compagno che telefonava da Udine per dire che c'era il terremoto vero, e Rossana che invece si riferiva al terremoto che si era svolto politico e che stavamo in qualche modo gestendo. Vabbè, alla fine si vota e si decide che si accetta, si subisce e si va alle elezioni. Le elezioni, come sapete, vanno malino perché entriamo dentro il Parlamento, ma lo stato d'animo che c'era con il compromesso storico, eccetera, avremmo, penso, potuto avere di più. Invece si presentano questi 6 deputati, eccetera. Il vero problema qui è che, adesso non voglio aprire una discussione su questo perché stiamo facendo un'altra cosa, è che cosa succede poi del DUP, perché nel 78 c'è una rottura all'interno del DUP manifesto, il DUP si chiamava, cioè la rottura col DUP avviene dopo e noi decidiamo concordemente che il nome Democrazia Proletaria, che oramai era diventato nome collettivo perché ci eravamo presentati così alle elezioni, lo prende Foa insieme ad Avanguardia Operaia, che era un gruppo che aveva un'esistenza soprattutto a Milano molto marxista-leninista, eccetera, e diventano loro e che noi ci teniamo il nome DUP invece. Vabbè, si fa questa cosa perché una cosa, mi ricordo Franco Pirberno che venne a ascoltare
l'assemblea che facevamo al cinema Pranica di Roma, quando sì, ognuno torna a casa sua, insomma, più bello ci vediamo, perché disse, era venuto a sentire per curiosità e disse sembra la manifestazione dopo la liberazione, perché era proprio uno scoppio di gioia popolare che non ne potevamo più. Ma poi c'è all'interno, diciamo, del PDUP, che appunto manifesto che comincia a venire, che era cominciata già prima ancora che diciamo Vittorio Foix se ne fossero andati nel 77, e che nasce su alcune un punto di rottura, nasce sulla questione del 77 soprattutto. Il 77 è un movimento totalmente diverso dal 68, e tutto libertario, il libertarismo, anche la libertà individuale, l'antiautoritarismo, eccetera, e si perde quella matrice invece con studenti operai che era così forte nella formazione storica, anche perché si sta avvicinando alla sconfitta del 1979-80, clamorosa, tremenda, drammatica, a cui cambia poi tutto quanto subito dopo. E c'è su questo il tema, c'è la questione del nesco Stato, né con le brigate, in cui lì c'è una rottura che non ho mai capito perché è andata così, ma insomma in Italia c'era da difendere, lo Stato ci aveva detto anche la Costituzione, non era da buttare, no, in America Latina, insomma, voglio dire, c'era la Costituzione, c'era segnato dalle lotte, dalla democrazia, quindi fare questa cosa non si poteva. Vabbè, insomma, adesso non voglio ripetere queste cose, tanto sta che finisce con una drammatica riunione che si fa al congresso di Viareggio, e in cui sostanzialmente quelli del partito si separano quelli del giornale. Dico drammatica perché il gruppo dirigente era completamente mischiato, io avevo la mia scrivania al giornale, e adesso non vi sto a raccontare tutte queste storie anche perché sono tristi, e va bene, e si arriva comunque alla rottura. Io non sono d'accordo con quello che hai detto te, Nico, e che so che dipende molto da posto a posto dove si pensa, perché DUP fu un bellissimo partito. Fu un bellissimo partito perché diventò un partito piccolo, ma però di qualche migliaia di quadri, che ci fu finalmente una cosa omogenea, molto approfondita. Quando pensiamo alla questione dell'ecologia, l'ecologia nasce all'interno del manifesto, innanzitutto. Tieni conto che il congresso che citavo del 73, perché siamo i primi, credo, a parlare delle questioni ecologiche, Guido Viale, oggi bandiera dell'ecologismo, scrive su Lotta Continua per prenderci in giro come era verde la vostra vallata, per attaccarci in nome del fatto siete per il romanticismo di tornare all'agricoltura, alle cose contro la modernità e così via. La cosa continua per parecchio anche dopo, ma il PDUP svolge un ruolo decisivo nella fondazione della Lega Ambiente, per esempio, e di tutte le questioni dell'ecologismo, e ci sono tutti gli scritti che forse andrebbero anche ripubblicati a questo punto. Non so se vi ricordate il dibattito sul riformismo che ci fu, che andava avanti molti numeri sul giornale e che poi si pubblicò in un libro. E lì la questione ecologica è una questione assolutamente centrale nel dibattito che avviene con la partecipazione di Ruffolo, di La Malfa, di tantissimi, eccetera, in relazione alle conclusioni di Lucio. È fortissima la questione dell'ecologia che poi ritorna in questo modo. E poi cosa succede con il PDUP? Succede che nel 1979, quindi il momento in cui stiamo parlando, c'è la svolta di Berlinguer. C'è il terremoto dell'Irpinia, con tutto quello che viene fuori di corruzione della democrazia cristiana e tutto quanto, e il Partito Comunista fa il suo comitato centrale a Salerno,
perché vicino all'Irpinia, tutti stavamo tutti in giro per l'Irpinia, tutti quanti a lavorare lì, e qui è stata chiamata la seconda svolta di Salerno. La prima era quella di Togliatti quando torna dall'Unione Sovietica, e fa la prima svolta, perché Berlinguer viene lì e dice sì, con la Democrazia Cristiana non si può fare compromessi, e finisce, cessa, rompe la questione della cosa e ricomincia a riparlare di alternativa a sinistra. A quel punto c'è il craxismo che sta già montando, la destra del Partito Comunista, che è tutta per Craxi già da allora, ecco. Berlinguer si trova isolato e viene attaccato ferocemente, non so se vi ricordate, nei congressi del Partito Socialista, quando va a Palermo, eccetera, furiosamente. Noi ci troviamo in una situazione in cui dire fare una campagna elettorale in queste condizioni senza attaccare il PC, perché se attacchiamo il PC sembra che ci diamo una mano a Craxi, oppure una situazione di difficoltà, per cui si fa quel famoso accordo fra PDUP e PC, in cui noi non siamo indipendenti di sinistra, ma siamo lì come PDUP e pigliamo una marea di voti, perché i partiti, la base del PC, liberata finalmente dalla continua questione del voto utile, se votiamo per il PDUP non si può, finalmente pur con scritto PDUP siamo nelle liste del PC, succede che io arrivo seconda dopo Berlinguer a Milano facendo fuori l'intera dirigenza della federazione del PC di Milano, Tortorella, Petruccioli, tutti quanti. Lucio a Torino viene la stessa cosa, e dappertutto e cose succedono questa cosa, eccetera, perché c'era la base del PC che era d'accordo con noi, soltanto che è bloccata, il voto si perde, non si perde, eccetera, e così comincia. Finché arriva l'84, a questo punto noi non siamo più nel giornale, facciamo un giornale, è una bella rivista che chiunque non ha seguito quella storia non l'ha letta, ma è una bella rivista, facciamo una rivista che è diretta da me, da Claudio Napoleoni e da Rodotà, che è un settimanale che dura per ben 5 anni e che diventa importantissimo perché il giornale svolge un ruolo molto importante nei confronti del movimento pacifista, che negli anni '80 diventa importantissimo. Grazie al movimento pacifista c'è un collegamento che si forma, si costruisce con tutte le correnti di sinistra della socialdemocrazia europea, che in quel momento ci sono, perché c'è tutti, il Labour Party, l'SPD tedesca, Olaf Palme, Kreisky in Austria, eccetera, c'è una fortissima componente di sinistra che è quella che propone, quello che propone il movimento pacifista, un'Europa senza missili dall'Atlantico agli Urali. Noi credo che abbiamo avuto una funzione importantissima nel costruire il movimento della pace. Io ero coordinatrice del movimento della pace europeo, abbiamo fatto le convenzioni, in Italia abbiamo fatto l'associazione della pace, insomma è stato un momento importante che se quella linea fosse stata seguita quando è caduto il muro. Il titolo di questo giornale, di questo settimanale, il titolo del settimanale? La rivista. La rivista si chiamava Pace e Guerra, anzi doveva, perché si giocava su guerra e pace, invece era pace e guerra, in cui sapete chi ci aiutò moltissimo? Massimo Cacciari. Non tanto a farla, veniva a aiutarci a fare le bozze, perché era deputato, lui era molto amico di Claudio Napoleoni, e quindi un po' per questa ragione, per un paio di anni, lui, siamo stati in tutte le selezioni a Massimo Cacciari, perché lui veniva a aiutare a fare proprio le cose tecniche, perché lui era deputato, eccetera. Vabbè. Finché nell'84 noi facciamo il congresso del PDUP a Milano e si presenta Berlinguer. Si siede in prima fila insieme a Tonino Tatò, sta a sentire la relazione di Lucio, alla fine della relazione va da Lucio e gli dice: ma perché non tornate nel partito adesso che le questioni che ci hanno diviso sono state superate, abbiamo rotto con l'Unione Sovietica, c'era stata la rottura del 1980 con un formale ufficiale del PC con l'Unione Sovietica, non c'è più un compromesso storico, eccetera, eccetera.
Era chiarissimo che lui ci chiese quella cosa perché era isolato nel suo partito, quando la destra era ormai tutta graziana. Ce lo chiese, eravamo un piccolo partito, però avevamo qualche migliaio di quadri bravi, capaci, e allora a quel punto ci riunimmo, discutemmo e decidemmo di sì, e Berlinguer muore a Padova nel luglio. E noi ci ritroviamo dentro il PC, che era una cosa, ormai l'avevamo lasciato 15 anni prima, e ritroviamo una cosa che non aveva più alcuna somiglianza con quello che era prima, naturalmente, perché quando Berlinguer muore c'è una bella dichiarazione che si fa il rientro, bella perché effettivamente unica nella storia dei partiti comunisti, che è quella che ti dice: talvolta le rotture sono utili perché aiutano a sviluppare il dibattito. Dichiarazione che si fa proprio all'inizio, con nata su questo, eccetera. E invece, voglio dire, poi la finisce ma poi chi fa la lotta contro lo scioglimento del PC? A quel punto ci ritrova l'unità completa di tutto il gruppo ingraniano, come vi dicevo prima, che fa questa cosa qua. Insomma, quindi quella parte di storia io penso che non vada fatta, però vorrei soltanto accennarvi ancora, se mi date qualche momento, perché con Massimo Serafini abbiamo scritto questo libro che abbiamo dedicato poi in memoria a Rossana, che era morta poco prima che lo pubblicassimo, libro che poi coincise con l'inizio del Covid, e quindi poi anche che è stato poco diffuso, perché abbiamo fatto un'operazione per ritrovare i documenti del 68 e 69, per fare una polemica contro il modo come il 68 e il 69 sono stati commemorati ufficialmente, in modo indecente. Prima di tutto il 68 separato dal 69, cosa che non si può, se questa separazione significa separare gli studenti dagli operai. La cosa degli studenti viene vista soltanto in modo come se fosse il 77 e il 68, e cioè una rivolta anti-autoritaria, droga, sesso e rock and roll contro il professore troppo severo e il papà troppo rigido, punto e basta. Cioè espugnato tutto quello che dava fastidio al sistema, tanto che la parola capitalismo non si dice mai in queste commemorazioni, nonostante si facessero le manifestazioni, i cortei, ve li ricordate, c'era Marx, Mao Zedong e Marcuse, erano i 3M delle manifestazioni, e anche Marcuse era lì dalla parte che diceva che la libertà doveva avere le sue radici dentro la fabbrica. Ora, quindi, e poi nel 69 la cronaca diventa solo grandi gazzarre fuori dalle fabbriche fra studenti e operai, mentre non è quella la storia, neanche quella. Ecco che mi fa piacere, visto che Nico è stato il nostro relatore su questa storia, è che di dirvi, visto che è appunto uno dei primi, il giornale in questo libro abbiamo ripreso tutte le cronache operaie che furono pubblicate sia sulla rivista e poi via via sul quotidiano, che sono la testimonianza forse più vera di tutto questo. E nel secondo numero c'è già un pezzo che è un pezzo di Nico che racconta Porto Marghera. Marghera, il sindacato, e tutto il sindacato era senza nervo, Nico racconta della gestione del sindacato che non va oltre tanto, e racconta il contesto subito, dice è cambiato intanto e il PC non capisce che c'erano 700.000 contadini, metà dei quali a questo punto nel 68 non ci sono più perché sono andati, finisce il Partito Comunista Rurale, diciamo, e invece sono triplicati gli operai, e quindi il PC si trova in una situazione, in un contesto sociale diverso e non capisce. Infatti l'inizio dell'incomprensione del PC nasce effettivamente fra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 proprio su questa base, e qui ecco c'è il pezzo interessante che le cronache, una è stata fatta da Nico, c'è una cronaca fatta, quella di Porto Torres, fatta addirittura da Luigi Berlinguer, che nessuno si è ricordato poi, che stava al manifesto, che fu anche il coautore delle tesi sulla scuola, che erano firmate Berlinguer, Rossana e Marcello Cini.
riformato. È stato ministro. Sì, spesso il peggior ministro. Sì, però fece le cose di cronaca, soprattutto alla fine del manifesto e anche questo. C'è una bella cosa che dice Nico, che voglio leggere, che l'ha riportato nel libro, per l'appunto, a proposito appunto dei gruppi esterni, perché poi appunto questa è Porto Marghera aveva anticipato la presenza dei gruppi esterni grazie a Potere Operaio, e quindi al Potere Operaio, come diciamo molto prima, e Nico dice questo: in ciò influiscono anche i gruppi esterni, alcuni dei quali coprono un terreno che il sindacato lascia ampiamente scoperto, anche se non riescono a indurre una vera e propria rivolta di massa contro le ideologie che giustificano lo sfruttamento come dato oggettivo. La cosa interessante di questa cosa è qui, ecco, che Porto Marghera è un pezzo di storia da ricordare, se si ricorda Porto Marghera, non c'è proprio dubbio, insomma, perché incomincia e di tutta la cosa che è stato il 68 e di cui il manifesto è stata parte, e cioè la questione appunto delle fabbriche. Innanzitutto una cosa, se si vuole capire bene la storia del manifesto bisogna andare a vedere le cronache, che molte sono uscite in edizioni locali, fatte dagli quelli che hanno vissuto le rivolte sessantottine nei licei delle piccole città di provincia. In tutte queste cronache biografiche, in qualche modo, che sono state fatte recentemente per il centenario, per il cinquantennale, si trova che la prima cosa che fa ogni liceo di Avellino, come di Timbuktu, eccetera, è andare a cercare la fabbrica vicina e trovare un collegamento, che poi diventa un collegamento anche molto, diciamo, empionale, però è la prima cosa da fare. E la stessa cosa, c'è una bella trasmissione che fece a un certo punto la BBC, che raccoglie tutti i leader di tutto il mondo, americani, asiatici, anche di quelli dell'est, eccetera, e tutti fanno interviste a tutti quanti e tutti parlano per prima cosa degli operai, a testimonianza che la questione del rapporto studenti-operai non è una fantasia folcloristica o un modo per fare il botto fuori dalla fabbrica e basta. E la differenza che naturalmente viene fuori quando si vanno a vedere tutte queste cronache eccetera è che c'è che comincia ad esserci Potere Operaio, perché è talmente una cosa veneziana che bisognerebbe dire due parole, perché comincia Tronti a Marghera, perché si fa la classe, prima la rivista Classe Operaia e poi si fa, quando Tronti abbandona, perché Tronti abbandona già nel 67 e torna nel PC e praticamente non partecipa più a attività politiche, soltanto teorica, invece Cacciari rimane ancora fino al 69 con l'edizione di Potere Operaio Veneto, che è una specificità, in nessuna parte c'è un potere, che ha anche un suo organo di stampa che era diretto da Vesce e che si faceva sostanzialmente, che arriva Toni Negri sulla scena. Insomma, mi ha colpito, l'ho riportata nel libro perché mi ha colpito, ancora non me la ricordavo, quello che dice Cacciari nel 69. Serve una rivendicazione salariale massiccia, senza considerazioni sullo stato della controparte, perché questa è l'autonomia. Fregarsene di come se la fabbrica dall'altra parte non è realistica la cosa, perché questa è l'autonomia, la rivendicazione deve essere alta perché deve fare deflagrare il sistema, deve fare esplodere il cervello, deve essere impossibile accettarla, perché se si accetta vuol dire che il sistema è riformabile. Ora capite che su questa base c'è addirittura il sindacato è orrendo, il sindacato Chimici, quindi essere contro il sindacato era sacrosanta nell'epoca Marghera, il sindacato Chimici, finché non arriva
Perna, Corrado Perna, che è un momento di cambiamento. E Corrado Perna ha addirittura l'idea di chiamare durante uno dei grandi scioperi, che finalmente si fanno perché il sindacato reagisce, di invitare il Consiglio Comunale di Venezia ad un'assemblea chiedendogli di aiutare con un finanziamento gli operai in sciopero. E il Consiglio Comunale di Venezia accetta di contribuire finanziariamente a aiutare lo sciopero e il potere operaio rifiuta dicendo, fa una gran battaglia per dire no, non si deve fare, perché questa cosa il Consiglio Comunale di Venezia è venuto lì per trasformare la lotta operaia in una festa di beneficenza. Queste sono le parole che danno. Ecco, lì incomincia. Scusa Luciana, sarebbe bene ricordare, mi pare non l'abbiamo detto, lo pongo solo come ricordo, ma andrebbe approfondito, tutta la storia in quel periodo dell'entrismo. Non dimentichiamoci che il giorno che Quattro Gatti noi siamo stati radiati dal Comitato Federale, sono entrati e hanno votato contro di noi Massimo Cacciari, Francesco Dalcò, e perché loro pensavano nel momento stesso in cui noi tentavamo questa operazione che il partito andava preso da dentro, e poi Massimo Cacciari ha la storia. Te lo stavo dicendo, perché in questa cosa loro entrano tutti quanti nel PC e la radiazione avviene molto dopo. Ma se si leggono le cronache operaie, come ti dicevo, viene fuori sempre che il sindacato da qualche parte, questa è la differenza poi che succede in Italia, non in Francia. In Francia il sindacato si oppone agli studenti figli di papà, andatevene fuori, e rifiuta persino di fare l'adesione, il sindacato francese dell'organizzazione degli studenti allo sciopero contro il governo per gli accordi di Grenelle, eccetera. Invece il sindacato italiano si muove in modo diverso e in tutte le cronache viene fuori che c'è una differenziazione molto seria fra il sindacato, non dappertutto, ma quasi ovunque, c'è sicuramente alla Fiat, c'è in tantissimi posti, e il PC. Il PC rimane chiuso, è la sua peggiore, fra l'altro peggiore tempo, gli anni 70, e invece il sindacato alla fine con fatica, con scazzi, con lotte, con discussioni interminabili. Mi occupavo del sindacato nel giornale, ho passato i più bei giorni della mia vita alla porta numero 2 della Fiat, me lo ricordo bene quel periodo, ma fu un periodo anche di intensa comunicazione, perché gli studenti portavano delle cose nuove, una qualificazione importante delle rivendicazioni che non fu cosa di poco conto, e cioè tutta la tematica del lavoro che non poteva essere soltanto salariale, ma dovevi investire tutta la condizione del lavoratore, e per la prima volta anche, diciamo, del lavoro alienato e di cosa voleva essere alienato. È vero che poi nel libro riportiamo uno dei titoli del manifesto, che il 1° maggio è nato come sciopero, non è festa del lavoro salariato, è giornata di lotta per sopprimerlo, è festa rivoluzionaria. Quindi, però questo è certamente un apporto che inizia come apporto esterno, ma che il sindacato in qualche modo fa proprio, soprattutto a Torino, dove i primi consigli di fabbrica il sindacato li accetta e si fanno l'assemblea che fa i primi consigli di fabbrica, senza che però pretendere di farli loro, vengono fatti con l'assemblea degli operai, vengono fatti in un'assemblea che si fa sulla scalinata di una ballera che c'era accanto alla Fiat, cioè addirittura fuori delle sedie sindacali, ma con il sindacato, e quindi lì ci sono altri personaggi fra l'altro importanti che rimasero sempre nel PC, ma che però sono stati, come dire, in grande aiuto in questo senso. E lì comincia una cosa che il PC non capisce, proprio non capisce, e la cosa che mi ha più impressionato che un mese fa D'Alema in un'intervista ha detto: ma le riforme di struttura, se ne parlava sempre, io non so, mica capivamo che voleva dire. Che era questa storia delle riforme delle strutture? Ora, tutta la tematica della riforma delle strutture fu una tematica molto importante, perché serviva a dire che cos'è la caratterizzazione italiana della via al socialismo. O è quella socialdemocratica, e allora via, o è quella della rivoluzione che andiamo a prendere Palazzo Chigi,
voglio dire, è ancora la rivoluzione classica, non è né l'una né l'altra. Ma cosa vuol dire non essere né l'una né l'altra? Vuol dire le riforme di struttura intese come lotte che incidono direttamente sul modo di produrre, le caratteristiche della produzione e non soltanto su un aspetto redistributivo. E questa cosa è quella che era stata cominciata con l'ingraismo dagli anni 60, perché comincia con l'ingraismo, ha un grande momento di notorietà quando viene fatta la conferenza operaia a Genova nel 1965, stiamo ancora tutti dentro il PC, in cui Lucio prepara un appunto a Longo, perché povero Longo che era l'unico che nominava le riforme di strutture, tant'è vero che c'era Occhetto che gli faceva il verso, arriva con questa conferenza di Genova, che è la conferenza della operaia che si teneva ogni 2 anni, in cui c'è un grande scontro, un dibattito all'interno del partito. Si informa meglio e dice così, e chiede a Lucio di fargli un appunto su questa cosa che Lucio gli fa. Longo lo prende sul serio, va lì e dice le stesse cose alla conferenza operaia di Genova. Succede il finimondo, Amendola, che era responsabile del lavoro di massa, eccetera, si incazza come una bestia per questa cosa fatta da Longo, si viene messo sotto indagini Longo stesso perché aveva ripreso gli appunti di Lucio, eccetera. Insomma, cioè la questione diventa una grande discussione in questo periodo ed è piena di significati, e cioè la questione non è quello che dice Carciari, che dice poi si rimangia, per carità, lo vediamo tutte le sere, Carciari, no? Tutti gli show televisivi, ci dà la linea, quindi per carità, ma è la linea che insomma è possibile incidere di già non soltanto sugli aspetti redistributivi, ma invece sul modo di essere, il meccanismo, il modello di sviluppo, e di lì un tentativo di incidere, di rimpadronirsi della gestione, di un pezzo di gestione che è la gestione della produzione operaia. Abbiamo delle difficoltà perché quando gli operai consigli di fabbrica vengono fuori con l'egualitarismo, vi ricordate la battaglia egualitaria sul salario, anche Trentin ci dice che era sbagliata perché era troppo estremista l'egualitarismo, ma la questione dell'egualitarismo era tutt'altro, è che tutta la questione il modo di fissare il salario era diventato, con l'introduzione della job evaluation o le paghe di classe fatte con un accordo fatto all'Italsider di Genova da Luciano Lama nel 1960, contro cui noi di Nuova Generazione combattemmo, criticammo Lama, perché la paga di classe voleva dire che tu decidevi la qualifica dell'operaio a partire da ciò che facevi concretamente e non dalla sua qualifica personale. Il che voleva dire che c'era il totale arbitrio del caposquadra che poteva decidere del salario operaio a seconda della qualifica che lo metteva, a seconda del posto dove lo metteva a lavorare. E quindi era una questione essenziale, un nodo importantissimo di tutta la storia di riforma, appunto di strutture. E quindi quando D'Alema è venuto fuori l'altro giorno con questo sono rimasta in qualche modo sbigottivo. Però come si vede anche quella cosa lì è nata nel 60, poi e da cosa dipendeva, per dirle in 2 parole, poi finisco, tutta la questione nasce da un'analisi differente che c'era sulla questione di cos'era il capitalismo italiano. Amendola continua ad insistere che il capitalismo italiano è arretrato, ancora avanti negli anni 60, che deve ancora fare la rivoluzione democratica, che quindi bisogna diventare come gli altri paesi europei e così via, e l'ingraismo che dice no, l'Italia è un paese dove è forte ancora la contraddizione della arretratezza del sud, ma dove ormai sono diventate dominanti le contraddizioni che nascono dal capitalismo più avanzato e che quelle che danno il segno, e quindi noi dobbiamo fare i conti con questo, quindi deve essere dato un peso e una centralità allo scontro operaio per questa ragione, perché la questione è già una critica alla modernizzazione, una critica alla modernità, se resta nell'orizzonte del capitalismo. E questa questione esplode nell'inizio della vicenda ingraiana,
che è il famoso seminario dell'Istituto Gramsci che si tiene nel 62, nella quale Longo, sia Amendola, fa la sua relazione e c'è un'opposizione che viene avanti, c'è Trentin, c'è anche Foa, fra l'altro, c'è Trentin, eccetera, e c'è Lucio che fa una cosa particolarmente forte, pur essendo un ragazzetto, eccetera, e la cosa diventa nota perché c'è Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre va da Lucio e dice è la cosa più bella che abbia mai sentito, eccetera, eccetera, fa una lettera che ho ritrovato poi recentemente che abbiamo pubblicato, eccetera, dice la cosa più bella, più interessante, più intelligente che ho sentito, eccetera, eccetera, e chiede a Lucio di ampliarla e la pubblica tutta su Comunità Moderna. E di lì inizia un rapporto stretto con Tempo Moderno di Sartre, tant'è vero che subito dopo c'è una cosa fatta Rossana Sartre su spontaneismo, lo spontaneismo, Tempo Moderno pubblica tutta la mia inchiesta sulla Fiat, un sacco di pagine, le pubblica tutta e poi comincia questa collaborazione, va avanti poi fino avanti. Quindi lo scontro, diciamo, è verissimo, che viene da lontano, che dura, e che poi è quello che dà vita comunque alla radiazione, insomma, su questo non ci sono dubbi sulla questione, eccetera, che avviene finalmente perché io non mi ricordavo che Cacciari però nel 69 stava ancora a Porto Marghera. I Tronti me lo ricordavo benissimo e tutte le cose, però mi pareva che Tronti non sia andato avanti, che Cacciari fosse andato avanti, invece ho ritrovato questo scritto che bisognava far esplodere il cervello e insomma era più nuovo. Detto questo, io sono, nonostante tutto, ottimista, nonostante tutto quello che è successo, solo che naturalmente tutto è cambiato e penso sempre più che c'è oggi di nuovo una nuova curiosità che molto parte dalle questioni ecologiche e da quello che la questione ecologica ti spinge a capire, che è fortemente legato al fatto che questo modo di produrre, di consumare, di vivere non è più possibile e che bisogna cambiarlo, e c'è un nuovo interesse dei giovani che non è vero che sono spoliticizzati. Se uno va a lavorare sul territorio, a partire dai quartieri, dai paesi, grande ruolo a proposito degli urbanisti di nuovo e di un pezzo del sindacato che ha messo su una bella associazione che si chiama Nuova Rigenerazione, che è stata messa su niente di meno che dal sindacato edili e dal sindacato pensionati, e che però si preoccupa di raccogliere tutti i gruppi di giovani volontari che ci sono su tutto il territorio per ripensare completamente la città, rigenerare il modo di vivere e quindi anche il modo di produrre, eccetera, e che stiamo cercando, quando dico siamo, vi dico, noi abbiamo messo su una task force con il meglio che c'è nelle questioni specialistici, professionisti, eccetera, ecologici nei vari settori, e stiamo facendo un lavoro in cui appunto gli giovani non sono affatto spoliticizzati, non gliene può fregare di meno del dibattito che c'è in Parlamento, del dibattito dei partiti, eccetera. E io devo dirvi che non me ne può fregare di meno, a me personalmente, un dibattito sul rilancio della sinistra che parta dall'idea che rimettiamo insieme dei cadaverini e basta, cioè c'è bisogno di una rigenerazione, e quella rigenerazione non può partire che da un'esperienza in cui ciascuno si senta soggetto e non semplicemente agente pubblicitario di quello che si discute in Parlamento. È faticoso, però dà grande soddisfazione. L'ultima cosa che ho fatto di bella, a proposito di architettura, Venezia è importantissima, da questo punto di vista i due membri della nostra task force hanno convocato all'aula magna dell'Università di Roma. Uno si chiama Cellammare e viene chiamato a Roma urbanista di strada, proprio perché lavora per la strada, e l'altra invece è Liana Cangelli, anche lei docente della facoltà di architettura, sul tema appunto della città, e hanno partecipato al Politecnico di Milano, l'Università di Bari, quella di Napoli, insomma parecchie università, per vedere come lavorare insieme attorno a questa, a questa tematica.
Allora, se ricordate che Venezia è nota per un'altra ragione, perché quando comincia il 68, la prima assemblea che si fa parlando degli operai è alla Statale di Milano, ma la seconda si fa a architettura a Venezia, subito si fa. E qui è la prima, la seconda che si fa nelle tante, che poi è 69, 70, eccetera, si fa. Naturalmente lavoriamo dopo una sconfitta storica, drammatica, dalla quale siamo tutti ben lontani dall'esserci ripresi, però insomma si può essere più ottimisti. Grazie intanto a Luciana per questa dettagliata ricostruzione ammirevole, devo dire, e anche per il messaggio di ottimismo per il futuro, che non è proprio qualcosa che capita tutti i giorni, ultimamente soprattutto. Brava. Allora, questo è anche importante. Io sto guardando l'ora, sono le 6:03, sono 2 ore e mezza che stiamo parlando, quindi volentieri, se c'è qualcuno che vuole prendere la parola, soprattutto testimoni, in primo luogo testimoni di quell'esperienza, poi anche gli altri, ci fa piacere, tenendo conto che questa è la prima di una serie di iniziative che continueremo a fare su questo tema, anche per fare ricerca. Scusa se ti interrompo, ci sono 2 pezzi che volevo citarvi, poi mi sono accorta che era troppo tardi. In questo libro prendetevelo perché ci sono tutte le memorie di quell'epoca e ci sono 2 bellissimi pezzi di Rossana su queste cose. Uno che parla del 77 e riprende tutti quanti i grandi scioperi che ci sono stati 71, 73, c'è una cronaca, e un'altra è un'intervista che lei fa a Carniti nel 88, quando il manifesto fa un supplemento per i 20 anni del manifesto. L'ha pubblicato il manifesto Libri, così come il libretto su l'assemblea di Arco di Trento, perché trovate un sacco di cose in queste cronache, sono divertenti, sono queste cronache operaie, sono molto belle. Magari lo presentiamo prossimamente. Ecco, allora non so se qualcuno vuole prendere la parola, magari presentandosi, perché poi io non so di tutti i nomi e cognomi, ma non sono neanche fisionomista, quindi questo non aiuta. Mi dicono che tra i presenti so che ci sono Giorgio Leandro, Gianni Fabre e Gualtiero Bertelli. Non so se vogliono in 2 minuti dirci qualcosa. Non so che dica. Gualtiero, come te ne sei andato dal PC? Interessante se lo racconti in maniera così plateale. Voglio darvi solo una notizia, un'informazione che non credo che sia di vostro. Allora, la storia del manifesto esistono 2 canzoni che proprio parlano del manifesto. Comunque la prima l'ha scritta Paolo, aspetta perché qua memoria Paolo, dai, dottore di Contessa. Pietrangeli, appena morto. Si chiama, il titolo è Manifesto. E come ritornello dice manifesto per le strade, la so. questa qui la conoscete, anche in piccole contrade, ora sono diventato bravo e non manifesto più, e lui in quel momento era passato nel PCD. Poi io ne ho fatto un'altra nel 72, poi l'ho fatta io invece, quando ho saputo degli entristi. E l'ho fatta, ero stato invitato alla festa dell'unità di San Polo e ho cantato le canzoni con Alberto e Luisa, il canzoniere popolare veneto, l'ultima cosa che abbiamo fatto assieme. E alla fine ho cantato una canzone appena fatta che dice il titolo Pianino. Si va pianino,
la cosa è stata presa come una presa in giro del partito e magari anche di chi in quel periodo Massimo stava facendo la sua operazione di trasferimento dalla piazza a Montecitorio. E non l'ho mai pubblicata perché una canzone così ha bisogno di un contesto particolare per essere pubblicata, quindi sembra rara. Tutto qua, quindi siamo anche nella musica non leggerissima italiana ci sono le vicende di quel tempo sono testimoniate in maniera molto precisa. Basta, il massimo da posso dire questo, perché ha detto meglio lui. No, ma viene da dire una cosa, ho una storia simile a quella di Marina, vengo da un'altra città, dove ho fatto 68, ho fatto un anno di Otto Continua, Maria Zaghini. Vabbè, e quando è uscita la rivista Il Manifesto, metà di Lotta Continua è passata direttamente al Manifesto. Poi sono venuta in Veneto nel 73 e volevo dire che non so che intenzioni avete nel fare il lavoro. Io ho capito molte cose da quelle che ha detto Nico e Cristiano della nascita del manifesto qua a Venezia. Però c'è tutta una storia che è la nostra, che di quelli che hanno fatto, che avevano 20 anni più due, che sono quelli che hanno fatto il collettivo degli studenti medi del manifesto, che andavano davanti alle fabbriche comunque a portare il giornale, che facevano tutta una serie di cose che partecipavano a tutte le riunioni nazionali, poi chi stava dentro il sindacato faceva. Però questo è essere stato nel territorio, cioè io mi sono resa conto poi quando sono andata a lavorare che questa esperienza politica che ho fatto per anni e anni mi è servito tantissimo perché avevo fatto tanti anni di lavoro politico con gli studenti, in parte con gli operai, facevo le riunioni, e questa è la storia del territorio, non so come dire, nostra, della nostra età, ma che ha una sua rilevanza, perché adesso mentre parlava Luciana Castellina, no, apro una parentesi, io personalmente ho come cancellato dei pezzi di storia. Sono stata, compro ancora il manifesto, sono stata nel DUP, sono stata nel corpo, mi sono iscritta al sindacato, li ho cancellati perché probabilmente non mi piacevano, non mi piaceva democrazia proletaria, non mi sono piaciute quelle fasi. Ciò nonostante ho continuato a lavorare e fatto. C'è una dimensione molto, come dire, partitica di quella che diceva Luciana Castellina, che è fondamentale, c'è invece tutta una dimensione più di movimento, di punto di territorio, di lavoro così. E però cioè, non c'è nella mia memoria, nella mia testa, una sfasatura fra queste due cose, perché il livello politico era sempre molto alto di discussione. E andavamo comunque a Roma ai convegni e la commissione operaia a Milano è stata una cosa che è stata fondamentale, io non mi ricordo più l'anno perché sono negata per questo, ma che è stata fondamentale come elaborazione di tutti noi che facciamo anche il lavoro con gli studenti medi o dentro l'università o dentro il lavoro. Cioè, io ho sentito qui come una frattura tra una cosa che è continuata a un livello più politico e di questi che sono passati, poi sono entrati nei PC, e invece c'è credo una generazione di persone che ha continuato a lavorare dentro il sindacato e che sono nate nel manifesto e che hanno continuato molto più che altri che invece erano in avanguardia operaia o che hanno smesso. Perché io sono orgoglioso, evidentemente si sente, ma avevamo una base fortissima. Non sono mai stata iscritta al Partito Comunista, credo che abbia sbagliato migliaia di cose, non mi sono mai sognata di iscrivermi, probabilmente quella provenienza è stata utile nello spessore del manifesto, non ho dubbi su questo, ma l'elaborazione è stata molto anche successiva, molto più di altre cose, l'autocontinua è sparita molto prima e via di seguito.
il giornale ha continuato a essere una fonte politica più che altro. Voglio dire, quindi sono un po' sfasata, nel senso che mi sento queste due cose qua, per cui rispetto alle cose, ma credo che un po' questa sia la realtà. Insomma. Sì, noi abbiamo focalizzato molto questo incontro sui primi anni del manifesto, certo, perché ci sembrava importante partire da lì. E infatti adesso do la parola a Chiara, ma prima mi pareva che Giorgio Leandro volesse dire due parole. Ho avuto questa sensazione. No, non ho niente da aggiungere, anche perché diciamo così, l'esperienza mia del manifesto è quella che ha vissuto Nico, che ha vissuto Cristiano, che ha vissuto Marina, cioè le cose tutte. Lo ricordo soltanto per dire le difficoltà che c'era anche a pubblicare il giornale, che io viaggiavo di notte per portare gli articoli a Roma alla mattina, che venivano scritti a Venezia, anche da Nico. Venivo alla salita del Grillo, consegnavo l'articolo, parlavo un po' con i compagni di lì, poi si andava a mangiare un'insalatona da quella trattoria che c'era sulla carreggiata del Grillo e poi tornavo in giornata a Venezia. E facevo spesso questa spola, proprio lavoro terra a terra, no? Ma anche quello è necessario per andare avanti, sono esperienze che sono ricordi veramente piacevoli perché danno la dimensione dell'incredibile umiltà con la quale noi facevamo politica in quel periodo. Ecco. Chiara? Io sono Chiara Santi e sono nata nel 1957, dico l'anno di nascita per capire che sono entrata al manifesto che avevo 14 anni, per colpa di mio fratello, che era del manifesto. Era Mario Santi. Devo anche leggervi una cosa velocemente a parte sua che oggi non poteva essere qui. Quello è stato l'unico momento in cui diciamo altri hanno determinato le mie scelte. Entrare nel manifesto ha fatto sì che io abbia determinato le scelte della mia vita. Di quegli anni da quegli anni sono stata segnata sicuramente e quello che ho fatto dopo dipende molto da quello che ho fatto in quegli anni. Eravamo studenti medi nel movimento degli studenti. A Venezia il movimento degli studenti anni 72, 73, 74, 75, 76 era ancora un movimento vivacissimo, c'erano le componenti forti, erano la FIGC che era forte e contrapposta a noi del manifesto, lotta continua e avanguardia operaia. Noi del manifesto eravamo vissuti un po' come i signorini, bisogna dirlo. Il mio capo, che è la Marina Scalori, che da allora continuo a chiamare capo ogni volta che vedo, era la responsabile della commissione scuola, ci aveva formato a una certa anche disciplina, nel senso che noi dovevamo studiare, facevamo delle terribili scuole quadri e ogni tanto veniva la Rossana e ci interrogava e noi la attendevamo con terrore perché era severissima. Dovevamo diffondere il giornale e lo dovevamo fare nei luoghi dove ci mettevamo in contrapposizione alla distribuzione dell'unità della domenica mattina, andavamo in via Garibaldi, andavamo davanti alle fabbriche, meno devo dire noi studenti medi, ma nella città sì. Ed era una città che aveva ancora delle caratteristiche fortemente operaie, anche nella città storica. Io poi ho fatto l'avvocato, l'ho fatta in uno studio il cui archivio, quello di Emanuele Battaglia, è qui dentro l'Iveser, è stato uno degli avvocati del movimento della sinistra nel suo complesso, del sindacato e del movimento operaio. Le parole d'ordine che ho vissuto in quegli anni, Sava, scuola, la lotta è una sola, mi ricordo sul ponte della ferrovia, la prima manifestazione a cui ho partecipato, le ho ritrovate nei fascicoli di studio perché tutte le lotte della Sava sono poi diventate vertenze sindacali e hanno avuto un aspetto giuridico. Io lì ho vissuto intensissimamente un'esperienza politica e anche le prime contraddizioni, nessuno ne ha parlato di questo, del nascente femminismo, perché anche all'interno del manifesto poi c'è stato il problema del separatismo. E io ero lo zio Tom, cioè tra le compagne era una di quelle che aveva scelto più di restare a fare politica e meno di fare. Poi dopo, per una sorta di nemesi, nella mia vita successiva mi sono sempre occupata di donne e di lavoro delle donne in qualche modo, per cui forse avrò risolto la contraddizione, non lo so.
però sicuramente quegli anni lì sono stati anni formativi in una maniera entusiasmante, questo lo devo dire. Poi ognuno di noi può raccontare aneddoti, l'aneddotica diventa, però c'era una prospettiva come dire, di costruzione di un avvenire diverso, eccetera, che sentire le parole della Luciana oggi mi ha riconciliato col manifesto, ma il manifesto c'è ancora, cioè che Luciana oggi ci venga a dire forza, c'è una prospettiva di lavoro da fare in questo momento in cui noi tutti ci sentiamo piuttosto bui, beh, ci siamo, potremmo riprendere, rilavorarci. Credo che anche lavorare su quelle che erano state quelle esperienze di questi giovanissimi studenti che facevano i conti anche con un aspetto culturale importantissimo che non avevano e che fingevano di avere, ma insomma è piuttosto, ci sarebbe da lavorare parecchio e volentieri ci sto. Scusatemi, devo leggervi da parte di Mario Santi, mi tocca sempre fare la sorella, questa breve mail. Cari compagni e compagni, avendo passato la mia giovinezza e in parte maturato la mia formazione con voi, mi avrebbe fatto piacere incontrarvi lunedì 24 all'Iberser per una rimpatriata collettiva del manifesto veneziano degli anni degli inizi. Mi scuso per l'assenza, ma alle 18 sono a Preganzola a ragionare su come dare continuità al convegno Decrescita se non ora quando. Credo che la presenza all'Iveser di una stanza in Rossana ci potrebbe dare spunto per dare continuità al nostro ritrovarsi con altri incontri e ragionamenti. Vi lascio a titolo esemplificativo un paio di spunti. Magari la presenza di Guido Montedo e Aita li potrebbero concretizzarli, ma la stanza di Rossana Iveser resta lo spunto. Come passare dall'economia del valore di scambio a quella del valore d'uso, questo è il primo titolo facile suggerito, oppure come organizzare e dare forza ai lavori non turistici a Venezia. C'è un'alternativa economica sostenibile. Una volta si diceva saluti comunisti, invece vedo che Mario scrive buon lavoro, arrivederci alla prossima. Noi questo sabato e domenica rifacciamo una cosa che si è fatta sempre piccolina insieme da molti anni. Invece la volta scorsa, un anno fa, improvvisamente è venuto in un sacco di compagni. Quest'anno se ne sono iscritti 120, non so quanti, ed è un incontro per tutti quelli del manifesto di cui si sa ancora l'indirizzo, perché sai, ci sono gli indirizzi. Facciamo a Rimini 2 giorni. Quelli dell'anno scorso ci è talmente piaciuto, ognuno sta in un'organizzazione diversa, non c'è nessun intento di dire facciamo un'organizzazione, ma ci è piaciuto esattamente scoprire che era rimasta forte una cultura politica molto omogenea, e tanto è vero che ci abbiamo fatto un libretto cioè ci sono anche un po' di ragazzi giovani che sono incuriositi e che loro hanno voluto fare un libretto con le registrazioni, che quindi adesso c'è, te li do quando vieni a Roma, anche questo che è appena uscita adesso. E comunque se chi ha voglia di venire e c'ha tempo di venire, si fa a Rimini, comincia alle 2 del sabato e finisce alle 2 della domenica. C'è degli alberghi convenzionati per cui tutti si possono andare. 5 e 6. 29 e 30. Vi do un numero di telefono dove telefonare. Il numero di telefono è quello di Massimo Serafini, che è il coautore insieme a me di questo libro, che è stato sempre responsabile del lavoro operaio e che raccoglie tutte le cose, perché bisogna prenotarsi. Se c'è qualcuno che pensa di non venire, magari te lo chiede così, ti chiede il numero. Tu c'hai la loro email? Sì, li ho raccolti adesso. Li ho raccolti.
Anche perché tra l'altro i giorni sono pochi, però se c'è qualcuno che ci appoggia, noi ci siamo molto divertiti. Bene, non so se Gianni Fabbri vuole dire due parole. No? Allora vi ringrazio, è stato un bel pomeriggio, spero che riusciremo a farne degli altri. Sapete che al piano di sopra ci sono le 2 stanze dedicate a Rossana Rossanda, quindi chi non le ha visitate è benvenuto a visitarle adesso. Sapete che l'archivio dell'Iveser è contento di ospitare documentazione relativa alla storia della sinistra veneziana degli anni del dopoguerra, quindi dal 45 a oggi, quindi eventualmente lo sapete. Bene, basta, chi vuole si può fermare a bere un'ombra, come si dice. Grazie, arrivederci.